Oggi è il 22 marzo e probabilmente siete in molti a sapere che oggi è la giornata mondiale dell'acqua e quando diciamo acqua diciamo vita. Pensate che noi stessi siamo fatti in larghissima parte, oltre il 90% di acqua e ogni giorno usiamo l'acqua per nutrirci. Usiamo l'acqua per irrigare i campi, usiamo l'acqua per usi domestici e anche corporei, ma qual è la situazione di questa importantissima risorsa della nostra terra e anche quindi del nostro paese? Le ultime notizie che arrivano dall'Europa non sono proprio allarmanti, richiedono però di porre la massima attenzione al problema della qualità delle risorse idriche. E allora iniziamo ad affrontare questo argomento, questo grandissimo argomento, seguendo questa scheda. Elevare il livello dei controlli sull'acqua degli Stati membri. È questo il monito che arriva dal Parlamento europeo. Non solo, i dati raccolti devono essere resi pubblici e messi a disposizione di istituzioni e cittadini. Le risultanze degli ultimi controlli, infatti, evidenziano una scarsa qualità delle acque europee. Tra le cause principali, lo sversamento illegale di sostanze tossiche, l'antropizzazione del territorio e la cattiva gestione degli impianti di depurazione. Un altro allarme arriva dalla presenza di sostanze radioattive nell'acqua. Attualmente la normativa vigente consente un livello di tolleranza, seppur basso, di elementi come il trizio e il radon, coinvolti nei processi di cancerogenesi. L'obiettivo di lungo periodo sarebbe l'eliminazione totale di qualunque sostanza radioattiva. Il risultato potrebbe essere raggiunto con un monitoraggio più attento e con studi che evidenzino gli effetti dell'esposizione, anche a piccole quantità, di sostanze radioattive. I benefici per la salute pubblica sarebbero evidenti. Ma quali sarebbero i costi di una simile operazione e in che modo coordinare gli sforzi dei singoli Stati per migliorare la qualità delle acque? Per parlare di questo veramente importante argomento abbiamo con noi il Presidente dell'Associazione Nazionale che rappresenta e tutela gli interessi dei consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario operanti in tutta Italia. Massimo Gargano, bentornato. Abbiamo d'altro canto anche il piacere di ospitare il responsabile dell'ufficio scientifico di Lega Ambiente, Giorgio Zampetti. Benvenuto. In collegamento da Bologna abbiamo il Presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo e abbiamo il piacere appunto di avere l'onorevole Paolo De Castro. Buongiorno. Bentornato. Buongiorno. De Castro, volevo chiedere proprio a lei, l'impegno dell'Unione Europea è legato nell'immaginario, diciamo così, a temi di carattere economico. Invece volevo sapere da lei che attenzione c'è in Europa sul tema acqua. Beh, come ha detto molto bene il servizio che avete mandato in onda, l'Europarlamento sta affrontando in maniera molto seria il tema dell'acqua, incominciando a prestare attenzione non solo alle regole europee, regole nazionali, ma anche ai comportamenti individuali. Non c'è dubbio che oramai il tema dell'acqua, come il tema del suolo, il tema delle risorse naturali in genere, diventano temi centrali in un mondo che fa pressioni sulle risorse naturali e ha bisogno di gestirle, di conservarle meglio. L'acqua è una risorsa straordinariamente preziosa, ricordiamo che i 2/3 dell'acqua dolce del pianeta va a usi agricoli, per cui è fondamentale per la produzione del cibo e sappiamo che la domanda di cibo sta crescendo a ritmi importanti nel mondo. Non possiamo più permetterci di sprecare suolo come non possiamo più permetterci di sprecare acqua, per cui nel salutare Massimo Gargano il lavoro dei consorzi di bonifica è prezioso proprio perché deve riuscire ad aumentare il tasso di attenzione su un tema così delicato e non sprecare questa risorsa così importante. Giustamente si è parlato in questo senso, si riferiva l'onorevole alla quantità, ma è ovvio che
è un argomento che riguarda anche la qualità delle acque. Volevo chiedere alla Zampetti a che punto siamo con le deroghe alle acque potabili. Insomma, c'è stato un po' di cronaca in tal senso, trizio, radon, arsenico, come siamo messi? Ma sulle deroghe devo dire che finalmente si è messa la parola fine, nel senso che è uno strumento che la legge del 2001 in vigore in Italia per le acque potabili prevedeva come strumento transitorio per riuscire ad adeguarsi in tempi brevi ai canoni, ai parametri previsti dalla normativa. Purtroppo in Italia è diventato invece uno strumento che è andato avanti per oltre 12 anni. Nel 2010, quando serviva il parere dell'Unione Europea per aggiornare di nuovo le deroghe per altri 3 anni, l'Unione Europea ha dato una bocciatura all'Italia e questa bocciatura ha portato a una serie di interventi che a dicembre 2012, con la scadenza ultima delle deroghe, è riuscita a far rientrare tutti i comuni e le province, insomma, che erano soggette a deroga all'interno dei limiti. L'unica eccezione però, e questo l'abbiamo anche denunciato a fine anno come Lega Ambiente, è stato il Lazio. Nel Lazio ancora 52 comuni, qualcosa in più tra la provincia di Viterbo e la provincia nord di Roma, ancora oggi non sono riusciti a rientrare nei parametri dell'arsenico. Questo ha comportato il blocco dell'uso dell'acqua e quindi il divieto per l'uso potabile, ma non solo, anche per cucinare, per lavarsi, per tantissimi usi, e sta costringendo in questi giorni i cittadini a dover uscire da casa e andare a prendere l'acqua nell'autobotti. Ecco, le deroghe è stata veramente una storia che ci deve far riflettere, perché l'acqua di rubinetto è un'acqua garantita, controllata, di buona qualità e necessaria per la vita dei cittadini e deve essere tale, per cui diciamo l'aver utilizzato lo strumento delle deroghe per così tanti anni sicuramente è stata un'azione assolutamente da condannare. Massimo Gargano, a proposito del Lazio, sappiamo che in Ciociaria, nel Frusinate, scorre il fiume Sacco, che certamente, insomma, sappiamo tutti che è sufficientemente inquinato. Ci vuoi dire come si bonifica una situazione, per esempio, così compromessa? Mica una cosa facile, penso. Tanto ti premetto che non è una competenza dei consorzi di bonifica quella di bonificare siti inquinati, ma è una questione che appunto per l'impegno in Coldiretti conosco in modo molto puntuale, e quello e ti rispondo in termini culturali. Era la logica, e forse lo è in qualche modo ancora oggi, con cui si approcciava l'economia nei confronti dell'ambiente. La vecchia BPD, la vecchia Parodi Delfini, produceva vernici, i residui della lavorazione li metteva in dei fusti, i fusti venivano interrati, per decine e decine di anni questo è accaduto, il tempo ha praticamente creato i presupposti per cui questi fusti hanno iniziato a cedere. Con il percolare delle piogge, l'inquinamento del fiume Sacco, lì si è persa anche una grande opportunità, perché lì proponemmo di trasformare questa valle non più disponibile alla produzione alimentare in un'immensa valle del no food e quindi produrre energia dai campi. Quell'opportunità è stata persa per tutta una serie di vicissitudini. Era un'operazione intelligente, mi pare. Credo che sia ancora un'operazione intelligente, c'è bisogno però di un'intelligenza che lo traduca in fatti, e ci vuole l'intelligenza istituzionale. La vecchia gestione commissariale, anche attuale gestione commissariale, insomma, su questo non ha brillato. Insomma, l'acqua qualche volta apparentemente può essere da noi uomini individuata come un nemico. Di solito siamo noi i nemici dell'ambiente e non l'acqua, perché l'acqua è legata molto, dai fatti che sentiamo, al cosiddetto dissesto idrogeologico. E abbiamo ancora tutti negli occhi le immagini catastrofiche non so, della città di Genova, di quel meraviglioso lembo d'Italia chiamato Cinque Terre, insomma tanti angoli d'Italia distrutti, franati per infiltrazione dell'acqua piovana e così via. Quindi questo è un paese dissestato e che ha bisogno di un urgente e importante politica idrogeologica di riassetto del territorio italiano. Seguite questa scheda. Secondo un recente rapporto di Legambiente, l'Italia dei disastri naturali che si sgretola, frana, collassa è allarmante. Fra le tante cause, una su tutte è l'abbandono del territorio. La situazione è particolarmente grave in regioni come la Liguria, la Valle d'Aosta e il Friuli Venezia Giulia, caratterizzate da una grande vulnerabilità idrogeologica, dove la presenza di tessuto agricolo è fondamentale, ma che negli ultimi 10 anni hanno visto rispettivamente una contrazione delle aziende del 46%, del 41% e del 33%.
La tendenza a incrementare sempre di più le aree urbanizzate, a discapito dei fiumi e del territorio, deve essere assolutamente fermata, soprattutto alla luce di quanto è successo gli scorsi anni in Liguria, Toscana e Sicilia. È in gioco il futuro di questi territori, continua Legambiente, un futuro che però deve essere preparato fin da subito. Ma anche gli stili di consumo devono cambiare. Ogni giorno consumiamo decine e decine di litri d'acqua per uso domestico e una buona parte potrebbe essere risparmiata con semplici ma importanti gesti. E quindi, da dove cominciare? Quali sono le risorse che vengono dalla green economy e come evitare gli sprechi? Volevo chiedere al Presidente De Castro, ma la situazione italiana da un punto di vista idrogeologico è stato oggetto, sappiamo, di critiche da parte dell'Unione Europea. Qual è lo stato delle cose su questo argomento? Lo stato delle cose su questo argomento forse lo potrà dare meglio di me il Presidente dell'Associazione dei Consorzi di Bonifica. Io quello che posso dire è che l'attenzione europea oramai è altissima, per cui non ci sarà assolutamente alcuna tolleranza nel non rispetto delle regole europee. Dobbiamo una volta per tutte affrontare i problemi della gestione di questa importantissima risorsa in termini qualitativi assolutamente, perché migliorare la qualità significa anche avere maggiore disponibilità, ma contemporaneamente evitare anche gli sprechi. Noi abbiamo sia degli sprechi dal punto di vista delle infrastrutture idriche, qui c'è tutto il tema della manutenzione, purtroppo noi abbiamo una cultura dell'emergenza, non abbiamo una cultura della prevenzione. E questo già ai tempi del piano irriguo nazionale l'avevamo sollevato un po' di anni fa. Il tema è che bisogna affrontare con risorse prima che si generino le difficoltà, i disastri, che poi costano molto di più alla collettività. Ma nello stesso tempo dobbiamo migliorare la cultura degli sprechi anche a livello individuale, perché non c'è dubbio che moltissimo si può fare per cercare di migliorare l'utilizzo di questa risorsa preziosa e evitare di sprecarla a tutti i livelli, dal più piccolo comune per arrivare poi ai grandi bacini dei consorzi. Grazie Presidente. Allora Gargano gli ha passato la palla. Dal punto di vista europeo com'è la situazione? Ma dal punto di vista delle norme sull'acqua, dell'attenzione all'acqua e dell'attenzione alle vicende legate ai dissesti idrogeologici, devo dire per fortuna che c'è l'Europa, condivido tutti gli aspetti così come li ha esposti il Presidente De Castro, che saluto, e anche perché è stato un protagonista di quel piano irriguo, direi il protagonista insieme ai consorzi di bonifica di quel piano irriguo di cui parlava. Quindi con l'Europa c'è un rapporto positivo anche laddove costringe un po' i paesi partner a muoversi su temi dove, è vero, vige ancora, impera la cultura dell'emergenza. Do un dato su questo per dire come un po' siamo in ritardo in questo paese. La sola Toscana, dopo le alluvioni di novembre, 110 milioni di euro le stanze del Consiglio dei Ministri per riparare i danni, 100 la Regione, e ci sono 6 morti, ci sono aziende che non produrranno mai più. I consorzi di bonifica avevano previsto quelle rotture, erano interventi straordinari. Il piano di manutenzione che avevamo presentato per la Toscana con 96 milioni di euro, quindi con molte meno risorse, li avrebbe evitati, mitigati. Gargano, ma una curiosità, quanto, non dico so che ci vorrebbe molto tempo, ma quanto potrebbe costare in generale alla collettività il riassetto, il riequilibrio idrogeologico del nostro Paese? Ma intanto una battuta, molto meno di quello che gli costa attualmente correre dietro alle emergenze. Questo ne siamo convinti. Molto meno. Certo. Noi l'anno scorso abbiamo presentato il piano di mitigazione del rischio idraulico per la terza volta e l'11 aprile di quest'anno lo presenteremo, sarà il 4º rapporto. L'anno scorso valeva 6 miliardi e 800 milioni di euro, erano quasi 3.000 interventi, tutti cantierabili, tutti in grado di generare anche occupazione, di non farci contare danni e morti. È comprensibile, certo. Ma non dovevamo iniziare con tutti, c'è anche una scaletta e una gradualità di quegli interventi. Il dato vero che si antropizzano i territori, i cambiamenti climatici si strutturano, non possiamo ogni volta correre dietro all'emergenza di turno. Zampetti, dal vostro punto di vista, come si può intervenire? Ma guardi, le cause del dissesto e del rischio in Italia sono diverse. Cementificazione, sicuramente c'è una predisposizione naturale del Paese a questo problema. Il problema è che invece di tener conto di questa predisposizione naturale, quindi aver fatto un governo del territorio
che tenesse conto dei fiumi, dei versanti e di questi fenomeni. Si è costruito laddove non si doveva, si è abusato del territorio, anche la stessa agricoltura non ha ricevuto poi i finanziamenti e gli aiuti vincolandoli alla manutenzione corretta del territorio. Secondo voi gli effetti, diciamo, come si può intervenire? Un'ultima causa proprio brevissima è quella dei cambiamenti climatici, nel senso che noi oggi assistiamo certo. a dei fenomeni che portano nel giro di poche ore anche 300, 400, 500 mm di acqua, che corrisponde magari al 70% di quello che pioveva 10 anni fa in un anno. Ecco, allora questi fenomeni così intensi, così localizzati, perché spesso sono fenomeni che magari riguardano una frazione di un comune, la singola città di Genova, quello che abbiamo visto anche in Lunigiana spiega proprio questo. Questi fenomeni così localizzati portano a poi le tragedie che vediamo. La stessa Maremma ha subito questa cosa. Si interviene allora con una politica integrata, si interviene mettendo vincoli all'uso del territorio, si interviene facendo una corretta manutenzione ordinaria del nostro territorio e si interviene soprattutto facendo una politica che riguardi anche l'edilizia, riguardi anche la riqualificazione delle città, riguardi la gestione dell'acqua a 360 gradi. Dovere del governo o dovere del governo centrale o dei governi regionali? Beh, sicuramente il governo centrale ha una forte responsabilità, certo. Sia per gli atti di indirizzo ma soprattutto per i finanziamenti, perché noi ad oggi abbiamo assistito a una graduale diminuzione dei fondi per la difesa del suolo. Quello che prima era stabilito ogni anno quest'anno non viene più dato. Volevo sapere dal Presidente De Castro, a proposito della riforma approvata dalla Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, la famosa PAC, cioè la politica agricola comune, il termine acqua, le misure che riguardano l'acqua, come sono comprese e sottolineate in questa nuova politica europea? Diciamo che la riforma della politica agricola comune sarà una riforma che tra l'altro oggi ha acquisito anche il mandato negoziale del Consiglio, una riforma che darà senz'altro più attenzione all'ambiente. L'importante novità di questa riforma è proprio il vincolare il 30% degli aiuti diretti agli agricoltori europei a pratiche più ecocompatibili, a una maggiore attenzione nei confronti dell'ambiente. Tutto il tema delle risorse naturali, sempre di più a livello europeo, sarà in qualche modo guardato con maggiore attenzione, inducendo gli agricoltori e spingendo gli agricoltori a guardare agli aiuti comunitari come un incentivo a fare di più per l'ambiente. Cioè una delle principali legittimità di questa politica agricola comune sarà legato proprio alle pratiche ambientali. Naturalmente tenendo conto sempre che la sostenibilità ambientale deve viaggiare di pari passo alla sostenibilità economica e sociale. Sotto questo punto di vista si fa un passo avanti, ma probabilmente questa riforma non sarà l'ultima riforma, ce ne saranno altre che cercheranno ancora di più di approfondire sul versante delle risorse naturali. Oggi il tema della sostenibilità, vorrei chiudere questo mio breve intervento con uno slogan, il tema della sostenibilità delle risorse naturali in genere non è più un tema da salotto, diventa un tema che va affrontato con profonda cognizione scientifica, perché noi dobbiamo salvaguardare quelle risorse che ci metteranno in condizioni negli anni futuri di continuare a produrre e di produrre per i nostri figli, per le generazioni future. Oggi le risorse vanno salvaguardate in un'ottica ambientale ma di sostenibilità della produzione, quindi è più complicato. Siamo perfettamente d'accordo, mi permetta di salutarla ringraziandola perché lei è sempre un amico di Occhio alla Spesa. A presto! A presto Alessandro e saluto tutti gli amici. In questi giorni a Padova si sta svolgendo il Salone Internazionale dedicato all'ambiente e allora noi siamo molto, come sapete, molto curiosi e volevamo sapere come nel problema acqua, come si sta agendo nella cosiddetta Green Technology e noi come sempre abbiamo mandato là a Padova la nostra bravissima Carla Lombardi, guardate. Sono tra i padiglioni di Padova Fiere, dove in questi giorni si sta svolgendo il SEP, Salone Internazionale dedicato all'ambiente. Con me c'è l'amministratore delegato di Padova Fiere, il dottor Paolo Coin. Quindi un salone tutto dedicato alla tutela dell'ambiente. Quest'anno particolare attenzione all'acqua, al sistema idrogeologico. L'acqua è una risorsa importantissima, è l'oro bianco, è un bene essenziale per la qualità della vita, per la qualità del sistema produttivo, ma poi c'è un tema che è importantissimo ed è quello del
della tutela del suolo. Il dissesto idrogeologico in Italia ha avuto episodi assolutamente drammatici. Oggi noi dobbiamo correre ai ripari, quindi oggi una nuova cultura dell'acqua, una nuova cultura del rapporto con l'acqua e il territorio è una delle chiavi importanti per gestire il nostro futuro. Giuseppe Romano, presidente dell'Unione Veneta Bonifiche. Da poco è finito un convegno dove tra l'altro sono state presentate le ultime innovazioni tecnologiche in ambito della salvaguardia idrogeologica. Sì, dove abbiamo presentato una serie di progetti innovativi. Uno è produrre energia elettrica nuova, rinnovabile, idroelettrica attraverso le condotte che d'estate portano acqua all'irrigazione e alla coltivazione, e d'inverno produciamo energia idroelettrica pulita. L'altra importante innovazione è la riqualificazione e la naturalizzazione delle lagune venete. Anche questo è un sistema innovativo per creare quell'habitat naturale indispensabile per il mantenimento delle lagune importantissime per il territorio veneto. Quando, signori maschietti, vi fate la barba, nel sciacquettare il vostro rasoio, chiudete o meno il rubinetto? Quando vi lavate i denti, durante le giuste operazioni di pulizia, chiudete o meno il rubinetto? Avete o no, nell'ambito della vostra domesticità quotidiana, una responsabilità, una consapevolezza dello spreco dell'acqua, proprio noi cittadini dell'Occidente? E allora su questi argomenti e tanti altri, voi sapete che io ho una storia di comunicazione in tal senso proprio qui a Uno Mattina, però abbiamo voluto chiamare un'esperta di economia domestica, Gloria Mastrantonio, benvenuta. Buongiorno. Allora, cominciamo a vedere insieme questa tabella. Come evitare lo spreco dell'acqua? Controllare i rubinetti e il contatore, preferire doccia al bagno, installare le docce areate, cioè quegli apparecchietti che si mettono sui rubinetti, un uso intelligente del rubinetto stesso e poi soprattutto non ingorgare il water. Queste sono giuste operazioni che devono entrare nell'uso, nella cultura domestica quotidiana, o ce ne sono anche delle altre? Beh sì, oltre a questo è evidente anche in cucina. In cucina, ad esempio, non per quanto riguarda il lavaggio ad esempio di frutta e verdura, non far scorrere l'acqua inutilmente, ma magari immergere gli ortaggi e la frutta con un po' di acqua nel lavabo, utilizzare del bicarbonato per disinfettare, non disinfettanti chimici, ma il bicarbonato. Per non parlare quando andiamo a annaffiare l'orto, le piante, eccetera. Il giardino, certo, sì. Quindi noi siamo degli spreconi d'acqua, tutto sommato. In Italia sì. Noi in Italia consumiamo all'incirca 200 litri a persona, ogni giorno di acqua. Ed è tantissimo. Ed è tanto, sì. Di acqua potabile a persona 200 litri. Basterebbe vedere, per esempio, avere la consapevolezza quando viviamo in casa di sapere quanti litri di acqua contiene, per esempio, la cassetta del water in bagno e quante volte noi del tutto inutilmente andiamo a pigiare il bottone, e quindi quanti litri magari per mandare via un fazzolettino che ci siamo soffiati il naso o cose di questo genere. È così? Sì, dobbiamo evitare questo, dobbiamo evitare di buttare fazzoletti di carta non biodegradabili, evitare di buttare ovatta, ma soltanto carta igienica biodegradabile. Naturalmente tutti voi c'è qualcuno che può dire, beh, ma io sono bravo, eccetera. No, questi gesti di non consapevolezza e quindi di involontario spreco dell'acqua, moltiplicati per 60 milioni, quanti siamo, potete capire che i numeri diventano esponenziali. Allora vediamo in questa nostra altra grafica il consumo per uso civile dell'acqua. Eccolo qui. In Italia siamo pro capite, ogni persona, quanto giustamente diceva la nostra ospite, stiamo intorno ai 153 metri cubi all'anno, in Spagna 123, in Inghilterra 113, in Germania 62. Perché sono così virtuosi i tedeschi rispetto a noi? Noi siamo spreconi oppure loro hanno maggiore attenzione? Com'è? Noi facciamo meno attenzione allo spreco di acqua. Per noi, nonostante l'acqua sia la risorsa più preziosa al mondo, la maltrattiamo, la stressiamo,
anche nelle nostre case non utilizziamo consapevolmente questa risorsa idrica. Si ricorda qualche anno fa, poi è tutto un po' sfumato, no? C'era un progetto per l'introduzione e l'uso delle cosiddette acque grigie? Sì. Non se ne è fatto più niente in pratica, eh? Sì. Che mi dici, Gargano, su questo? È possibile ripristinare, per esempio, nell'uso domestico? Non è una domanda che ti compete, però mi interessa il tuo parere. È possibile, ecco, si spreca tanta acqua che invece potrebbe essere utilizzata, non so, per il giardinaggio, tanto per fare un esempio. Beh, io vengo da un'esperienza dove sugli usi plurimi delle acque, e quindi la stessa quantità di acqua che produce energia e subito dopo magari va in un allevamento ittico e poi serve per irrigare dei campi, almeno poi 2 o 3 usi e va a ricaricare certo, una falda certo. o addirittura a raffreddare un'industria. No, abbiamo in qualche modo mostrato e dimostrato che si può davvero porre grandissima attenzione prima di liberarla definitivamente. Bene, questa risorsa. E allora volevamo sottolineare questo aspetto, che anche l'educazione personale e domestica dei nostri comportamenti può contribuire non poco alla risorsa acqua. Bene, ringraziando i nostri ospiti, diamo subito la linea a Uno Mattina Rosa. A voi.